L'idea che è venuta qua nell'Open di Futuro Remoto è quella di mettere a confronto 3 generazioni. Io che l'anno prossimo compirò 60 anni, il giovane ricercatore, il talento Nicola Vitiello, insieme a Fanny Ficuciello, quarantenni, e poi la studentessa dei 20 anni. Oggi noi faremo vedere un filmato proprio degli ultimi 10 anni del progresso della robotica, quindi che cosa è successo in questi 10 anni, e vedremo delle applicazioni veramente entusiasmanti. E poi ci saranno delle dimostrazioni dell'uso della robotica da un punto di vista sociale, anche perché è chiaro che il campo della salute, del welfare, dell'health è quello dove probabilmente ci saranno gli impatti maggiori di questa nuova tecnologia, così come è stato per internet e per altri tipi di tecnologie. Se io guardo indietro a come è cominciato il mio percorso, al fatto che all'inizio si parlava di robotica, di intelligenza artificiale, di cibernetica, quanti passi sono stati avanti, devo dire che di nuovo mi sta venendo la pelle d'oca. Il 27 e il 28 settembre si è svolta questa grande manifestazione che ormai va avanti da decenni, che è voluta dalla Comunità Europea e anche finanziata dalla Comunità Europea. Ho deciso a distanza di un mese, per vedere anche se ci sono stati dei punti deboli, e lanciare un patto per il 2019 che veda ancora più integrato di quanto non sia stato quest'anno l'interazione tra Sharp e Meet. Fare ricerca e fare scienza significa fare qualcosa che nella vita si fa comunemente, poi evidentemente nelle applicazioni può cambiare, ma significa avere curiosità. È importante adesso, da un lato, gioire dei risultati che entrambi i progetti hanno avuto, mettere a disposizione le proprie esperienze, anche le criticità per migliorare il futuro e coordinarsi ancora meglio, e offrire ai giovani un panorama veramente in cui la scienza è protagonista non solo negli istituti ma anche in città, nei luoghi del pubblico.